Sul tavolo delle trattative politiche ancora i rapporti tra Crocetta e il Partito Democratico. Lavori in corso, l'intervista al deputato Tonino Moscat. Davide Saia. La campagna elettorale che anticipa il voto europeo pare essere una sorta di Pax Augustea per il governo di Rosario Crocetta. L'equilibrio di Palazzo De Normanni come la storica tregua dei Romani, una mossa atta a garantire al Partito Democratico in primis di non macchiare la propria immagine agli occhi degli elettori. L'apparente tranquillità nasconde però un evidente malcontento tra le forze di maggioranza, malcontento nato soprattutto dopo il rimpasto della Giunta, dove la spartizione degli assessorati ha amplificato atavici dissidi. Oltre alla posizione dell'UDC bisogna adesso capire il ruolo del megafono. Il movimento vicino al governatore sembra essere prossimo a scomparire come gruppo politico all'interno di Sala d'Ercole. Da capire ancora la nuova collocazione dei 5 che attualmente compongono il gruppo parlamentare. Tornando alla situazione del governo, abbiamo chiesto al deputato nazionale del PD, Tonino Moscat, un'analisi su quella che è l'attuale condizione politica dell'amministrazione Crocetta. Il PD in questo momento sta vivendo una situazione abbastanza strana per quanto riguarda il governo appunto guidato da Rosario Crocetta. Come giudica lei questa situazione? La situazione è strana, confermo il giudizio, ma è una situazione che va governata perché noi abbiamo fatto votare ed eleggere Rosario Crocetta è il Presidente della Regione e questo Partito Democratico deve avere la forza di superare le contraddizioni, Crocetta deve avere la forza di superare le proprie contraddizioni e ricucire il rapporto col Partito Democratico, perché oggi il Partito Democratico è una grande forza di governo a livello nazionale, lo è in tantissime province d'Italia, lo è in tantissimi comuni della Sicilia e senza dubbio non può il Presidente della Regione fare a meno non solo del Partito Democratico in quanto forza politica e numerica in Parlamento, ma anche come forza di contenuti, come forza di proposta politica.